mondo c'è vanità e falsità, calunnie dei più forti contro i poveri, per cui versano lacrime gli innocenti e non c'è nessuno che li conforti. Cari fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio perché dopo 2 anni condizionati dalla pandemia, quest'anno abbiamo potuto rivivere tutta la sua solennità, la festa del nostro amato Sant'Antonio. La sua presenza non è mancata nei momenti più difficili che abbiamo attraversato, ma tornare a sperimentare la sua presenza in mezzo a noi, vederlo passare per le nostre strade, è stato un segno forte della bontà e della tenerezza di Dio, che continua a restare